Dipartimento per le attività sanitarie affermano che le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, secondo il DASOA dell'assessorato regionale alla sanità, i dati sono aggiornati al 24 gennaio. Nel target che va dai 5 agli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,89% del target regionale, 63.300 i bambini pari al 20,12% che risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,95% del target nazionale, mentre l'89,58% ha completato il ciclo primario. Sono ancora 1.057.000 i cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.772.898, pari al 72,39% degli aventi diritto. Complessivamente in Sicilia sono state effettuate 236.313 somministrazioni della quarta dose, di cui 208.000 a soggetti over 60. Le quinte dosi sono state appena 8.267.